Cara Ministra Stefani, comprendiamo la sua rabbia e la sua indignazione. Sono passati 570 giorni da quel 22 ottobre del 2017, quando 2.328.000 veneti andarono a votare compatti per l'autonomia. Un anno e mezzo di parole a vanvera, di melina, di scuse, di pretesti, di silenzi assordanti, perché lei è, dopo un grande lavoro straordinariamente efficace con il solo appoggio della consulta del presidente Zaia, ha cercato di arrivare al traguardo, ha tentato in tutti i modi di smuovere gli scettici, coloro che strumentalmente, comunque a prescindere, si oppongono all'autonomia, che non la vogliono, adducendo ragioni davvero sconcertanti a volte, sostenendo che la secessione dei ricchi e altre balle di questo genere. Ha fatto di tutto e per questo lei avrà sempre la stima nostra e di tutti i veneti. Però ci sono i muri di gomma e contro i muri di gomma, le barriere insormontabili, si può davvero fare poco. Sono passati 570 giorni e siamo al punto di partenza. Anche recentemente lei è stata dal primo ministro Conte, che si è limitato ad ascoltarla senza dare alcuna risposta, rimandando ad un prossimo Consiglio dei Ministri, alle calende greche. Così i ministri dei 5 Stelle, tutti lì a guardarla anche con una certa diffidenza e forse anche con sguardi beffardi, sapendo che il loro scopo è quello proprio di mettere i bastoni tra le ruote e ostacolare questo progetto. Allora, io vorrei darle un suggerimento molto modesto. Credo che questo comportamento nei suoi confronti, ma anche nei confronti di tutti i veneti che hanno creduto e credono nell'autonomia, sia offensivo, sia inqualificabile, proprio la freddezza, l'indifferenza, il cinismo con cui si tenta di fermare il risultato di un referendum popolare di queste dimensioni. 80 stadi di San Siro, abbiamo detto tante volte, sono andati a votare, no? Pensate quanta gente. E allora posso darle un consiglio amichevole? Si dimetta, vada dal presidente Conte e da tutti i cialtroni che l'hanno presa l'hanno presa in giro, e consegni loro una lettera di dimissioni, dove lei dice: va bene, non mi volete, continuate a prendermi per i fondelli insieme a tutti i veneti, me ne vado. Lei sbatta la porta, esca di lì e vedrà che tornerà vincitrice nel momento in cui questo governo cadrà, perché prima o poi dovrà cadere, e tutti coloro che l'autonomia non l'hanno voluta, compresa la battaglia di Salvini a tutela del meridione, di un partito nazionale che quindi le ha portato ovviamente degli svantaggi, dovranno ricredersi. La stima attorno a lei crescerà e lei continuerà comunque a stare sulla cresta dell'onda e comunque sarà ricordata come una politica che ha reagito dignitosamente ai volgari tentativi di fermare l'autonomia. Segua il nostro consiglio se crede. Noi aspettiamo i suoi riscontri e la salutiamo affettuosamente. Grazie Ministro, buon lavoro e in bocca al lupo.